Nella nostra economia l'impatto sarà duro, perché non c'è solo Veneto Banca, ma c'è anche la Popolare Vicentina. È la prima tegola da presidente dell'ente che comprende tutte le aziende della Marca e del Bellunese, l'affare Veneto Banca, che da ex numero uno degli artigiani e imprenditore conosce bene le ricadute sull'intero sistema economico della Marca e del Veneto. Questo porterà a una diminuzione degli affidamenti, porterà a una diminuzione di liquidità nel territorio, però noi sappiamo che per ripartire come economia ci vogliono investimenti, ci vuole una certa disponibilità finanziaria. Un Veneto che, se gli annunci verranno confermati dal CDA di Montebelluna lunedì, si ritroverà ad un colpo più povero, con quei 20 miliardi andati in fumo calcolati oggi da Federconsumatori, che vuol dire meno soldi in giro, meno acquisti ma anche rischio paghe per quelle aziende che contavano sui fidi per dare il giro alla cassa. Cosa si può fare? Come Camera di Commercio noi potremmo dare una mano aumentando i contributi ai consorzi fidi, però con il decurtamento del 50% del diritto camerale non abbiamo risorse. Perché di fatto anche quella rete, un tempo garantita da alcune tasse, ora finisce tutta a Roma. Ecco perché su questa situazione la politica non può essere il grande assente, anche se proprio dalla politica arrivano le accuse più pesanti sul sistema veneto. Noi stiamo chiedendo autonomia, stiamo chiedendo rispetto, però ci portiamo appresso degli esempi che non sono degli esempi di cui sentirsi orgogliosi. Abbiamo gestito un importante finanziamento nazionale e mondiale che sul Mose e abbiamo visto com'è finita. Abbiamo consegnato una banca nostra del territorio e sono stati dei veneti che hanno tradito la fiducia dei veneti. Allora il sistema veneto credo che debba fare una grande riflessione, un riposizionamento per capire se abbiamo la maturità corretta e giusta per chiedere quello che stiamo chiedendo.